sono parole queste del potere che si riproduce e convive appunto con questo servilismo del potere, no? Ed è quello che anche ricompare, e arriviamo all'ideologia friulana, no? L'ideologia friulana aveva un sottotitolo che è stato, visto che è rimasto, perché so che c'era il dubbio se metterlo o no, a me piace moltissimo come sottotitolo: Critica dell'immaginario collettivo, perché proprio Tito ha questa capacità di rovesciare l'immaginario che ci sentiamo tutti i giorni, dalle villotte in poi, no? È un testo scritto, riscritto, allargato, ristretto, no? Che lui, io credo, ha scritto, forse Marina sa più di me, ma credo che l'abbia quasi sofferto, no? Cioè, senza quasi, dice Marina, no? Nel senso che sono sue riflessioni che di volta in volta poi compaiono sulle pagine, quasi tutti sono, tranne qualcuno, ma in gran parte del nuovo Friuli, no? In cui spesso lui ritorna con un taglio, sviluppando un po' un aspetto che aveva tralasciato, ma con questo nocciolo, no? Che studia le classi dirigenti e la micragnosa pochezza, come leggeva Massimo, delle classi dirigenti e l'operazione di invenzione della tradizione. C'è un bellissimo libro di Eric Hobsbawm che ha scritto, credo di averne parlato a suo tempo anche con Tito quando è uscito, credo negli anni '80, in cui Hobsbawm, lui ha particolarmente presente il mondo inglese, no? Fa tutta una serie di esempi di come le tradizioni siano inventate, quindi non è una cosa solo del Friuli. Racconta per esempio che in Svezia no, tutti pensano che il taglio dei colori e dei quadrati dei kilt risalga a tempi antichissimi. Cosa ho detto io? Svezia. Oddio, pensavo alla Scozia. Dei kilt siano di lunghissima origine e tradizione, invece è una cosa che si sviluppa dopo la rivoluzione industriale inglese ed è una forma per sviluppare anche la vendita dei tessuti, insomma, quindi non prima degli inizi dell'Ottocento, per dire, no? Quando si voleva far risalire a almeno 500 anni prima, no? Un'altra delle cose che lui sviluppa alla fine, poi ho finito, penso che non averla fatta troppo lunga, è la differenza, non so se poi legge anche un pezzo finale. Questo l'ho pensato. Guerra mondiale. Per questa meravigliosa citazione. Iniziale. Sì, vabbè. Sì, no, ma era quello fra la distinzione tra etnos e polis, no? L'etnos presuppone, no, perché se lo leggevi tu non lo leggevo io. L'etnos presuppone un mondo tribale a pensiero unico, in tutto e per tutto dipendente da quel che viene deciso ben al di fuori e ben al di là della piccola comunità. La polis suppone un confronto democratico basato sulle differenze, ma sempre e comunque costruito sui principi di solidarietà, di uguaglianza e di libertà, no? E ecco, arriviamo, no, poi al nocciolo anche di una proposta, perché Tito fa tutta questa serie di analisi, di critiche, eccetera, ma anche sa costruire, voglio dire. E anche sottolinea come, cercavo di stringere, l'accelerazione del benessere non è accompagnata da un altrettanto senso della comunità, della crescita della comunità. Per citare Pasolini, no?
la differenza fra sviluppo e progresso. Lo sviluppo è un aumento del PIL, no? I 1000 francs, no? Di PIL, ma invece il progresso è quello che si porta dietro la cultura, la coscienza dell'individuo e della società in cui vive. Un'ultima cosa, ecco, Tito nella sua visione, interpreta un po' marxista, dà meno importanza all'aspetto linguistico. Quindi per esempio lui anche lo dice su Figlio del secolo, no? Che in genere ha sempre parlato il dialetto veneto di Udine, no? O ha usato tranquillamente l'italiano, se non ha letto poi dei testi originali in altre grosse lingue. Non ha mai, voglio dire, sviluppato l'aspetto della lingua friulana. Forse perché appunto per i principi marxisti la lingua, così come la cultura, sono le sovrastrutture e invece l'aspetto fondamentale dell'analisi deve essere la struttura, cioè l'economia, no? E tutti i rapporti di produzione e di classe che ci sono in una società. Ma questo poi si stempera negli ultimi anni ed è molto bello vedere l'ultimo lavoro di Tito che è pubblicato da lui, che è Oltris, dove nella quiete della Carnia, fra l'altro lui amava la Carnia in modo particolare e diceva che la Carnia era l'aspetto più importante a cui era più affezionato del Friuli. Basti leggere i Mestri di Monte, no? Per capire anche quanto amasse anche quei ragazzi carnici. E dicevo, nella quiete di Oltris lui, Tito, anche si scioglie anche nell'aspetto linguistico e accanto a Iaquerelli scrive delle belle poesiole, fra cui questa poesiola dove indubbiamente lui sente anche il senso della fine, che io vorrei leggere a conclusione del mio intervento. Atiplas, il deliri dal fen, sgarbufat dal ciam, letterature, poesie di nuie, poesie di fritture. In fon, pensiti ben, l'odor dal fen, alle l'odor dalla morte. Grazie Giuseppe. Adesso, prima di dare la parola al professor Kreins, volevo ricordare che, come nell'edizione precedente, abbiamo inserito anche 7 fotografie di Danilo De Marco, penso che non abbia bisogno di presentazioni, e queste foto erano state scelte a suo tempo in quanto costituivano una specie di percorso che rifà in fotografia lo stesso discorso che Tito faceva appunto nel libro. Quindi abbiamo voluto mantenere anche questa parte, diciamo, del rapporto che lui aveva, che Tito aveva con l'immagine anche perché naturalmente Danilo De Marco è un personaggio, un artista molto, molto importante. Grazie. Io partivo proprio da una foto di De Marco, quella con il cappello di Versuta, con il riferimento con la situazione di Pasolini, Claudia Fressa, Dante Paris, allora anche Fressa che Dante Paris. E mi sono chiesto spesso, leggendo il libro già quando è uscito, se Tito era più vicino a questo verso, sulla Fressa e Dante Paris, o a quello che compare nella seconda forma della meglio gioventù, quindi quando la realtà, la Gavecia, du Paris Nome. Istintivamente verrebbe da dire la seconda, e il pessimismo dell'ultimo Pasolini Tito era molto vicino a quel pessimismo, e del resto
sono di questo ultimo Pasolini, versi che compaiono qui e in altre cose di Tito che danno proprio il senso, no? La santa vaccia magra si perduta tra i distribui par simpli, che grassa piena di cura, senza dignità. Il pessimismo c'era, ma c'era in Tito anche quel passaggio, quella frase che è stata messa molto giustamente nella quarta di copertina: forse questi occhi crudeli sono il solo modo intelligente che possa avere uno scrittore per amare il proprio paese. Tito nel libro scrive questa cosa in riferimento agli scrittori austriaci, ma non è l'unica parte del libro in cui riflette su di sé. Penso al passato, quello più evidente, insomma, che colpisce subito, insomma, in cui parla degli intellettuali friulani e del loro rapporto con il Friuli, quando dice la cosa più semplice è andarsene, quando si torna o si resta un po' si perde e un po' ci si perde. E quando si sofferma su Dino Basaldella, sulla sua tenace testimonianza, resistenza in Friuli, insomma, capiamo che non parla solo di Tito. Ecco, io ho avuto un privilegio. Una delle poche volte che Tito ha accettato l'invito a parlare fuori dal Friuli è stato un nostro invito a Roma, un gruppo che avevamo creato, e qui c'è più di qualcuno che ha partecipato a quell'esperienza un po' matta, diciamo, o come relatore o come sostenitore, come vari altri, insomma. E quell'occasione, quell'invito a Tito, pubblicammo il testo, era dell'89, si va a Zampiero, molti dei presenti, Leda, insomma, avevano seguito, insomma, questa esperienza molto matta, insomma, di far sentire, la dico in modo un po' volgare, insomma, far sentire le voci che il Focolare non invitava, no? E quindi appunto diverse persone, tra cui Tito, e quella fu però un'occasione anche importante per stringere un'amicizia. Io prima non conoscevo Tito, nel senso che l'avevo incrociato quando, negli anni 60, quando io facevo il liceo, l'avevo incrociato con reverenza, perché lui era già l'intellettuale comunista, era una roba forte, insomma, e immaginate che lui del 64, 65, insomma. E poi appunto era andato via dal Friuli e l'ho cercato per proporgli quella venuta che appunto stampavamo come altre, e discutemmo anche di questo suo testo mentre lo stava scrivendo, e io devo dire che in qualche modo questo testo all'inizio mi intimidì, e diciamo c'era una traccia nelle cronache del Gazzettino, perché ritengo che sia Mauro Tononi che forse mi potrebbe aiutare meglio con la memoria. Discutemmo con Mauro di questo libro, non so se era già una presentazione o un'anticipazione a Gemona, e Mauro era venuto ad ascoltare e fece un resoconto perfetto della serata e del clima, dicendo Crainz ha introdotto facendo un pochino onesto, poi ha parlato Tito ed è stata un'altra musica, nel senso che quei toni, quei temi che erano i temi, ripeto, non so se l'anticipazione o già la prima presentazione, una delle primissime, erano un titolo sì, inizio la prima pagina, non fu una cosa piccola. Questo, diciamo, per dire l'impatto che il libro ebbe su una riflessione a sinistra sul Friuli, che era iniziata tardi e che si era poi un po' fermata, perché se non andiamo a cercare reperti archeologici o fossili, era in fondo iniziata con le Senza Storie, 77, 78, 79, con i disegni splendidi di Ferruccio Montanari, e poi si era come fermata, perché appunto le speranze di quegli anni poi non c'erano più. È come se Tito con l'ideologia friulana avesse fatto la sua seconda forma non della meglio gioventù, ma dei Senza Storie, cioè come se fosse tornato su quei temi e li avesse pensati nel momento in cui le speranze e le illusioni che avevano retto, insomma, negli anni 60 e 70 non c'erano più sostanzialmente. E Tito molto pianamente in questo, appunto, il pessimismo dell'intelligenza era temperato dall'ottimismo della volontà, è quello che lo ha reso giovane fino all'ultimo secondo, insomma. È uno dei temi importanti, appunto, già stato detto, insomma, ed era già nei Senza Storia, è l'assenza di una classe dirigente. Questo in realtà non è solo un problema friulano, che se credo sia evidente, cioè, l'assenza di una classe dirigente vera, non una classe dominante, no? Ma una classe dirigente che sapeva mettere al centro il popolo, c'è Tito, insomma, qui cita un po' a memoria. Questa classe dominante appunto ha fatto solo una cosa deleteria, l'invenzione della tradizione, e qui appunto si richiamava, salvo cose che sono state già dette, insomma, si richiamava Osborne, era un ricercatore assieme a Gannalla, i Wallerstein, insomma, e diciamo, chiunque abbia frequentato un po' Tito non si stupisce per nulla della ricchezza di riferimenti alla cultura internazionale. Già, chi sia stato in casa sua una volta era presente a quegli affastellamenti di libri, insomma, e se scorrevi i titoli avevi chiaro, no? Una cultura onnivora che
che era l'arma che rompeva la corazza di rigidità del Wehrmacht, come si diceva la tedesca dialettica, della formazione marxista, insomma non c'era il punto rigidità, insomma.